Tutto era pronto per il 7 gennaio. In provincia di Padova sarebbero stati messi in campo 135 autobus in più per il servizio extraurbano, 50 per l'urbano, una quarantina di steward anti-assembramento. Ma data la situazione e i dati delle ultime ore, gli amministratori condividono la scelta operata dal presidente della regione Luca Zaia. Il rischio era aprire le scuole per poi chiuderle fra qualche giorno. Non è pensabile, non è possibile questo. Il presidente Zaia ha assunto una decisione saggia, ascoltando anche le segnalazioni che arrivavano dai territori. Penso sia stata una decisione saggia, lo so che è dolorosa sotto tutti gli aspetti, specialmente per i studenti, però in questo periodo oggi mi sono confrontato anche con l'ospedale, un po' con tutti, la situazione è abbastanza grave, per cui ho tolto il collo, bisogna superare questo momento, ha fatto bene il presidente Zaia. Amministratori consapevoli del grande sacrificio chiesto agli adolescenti e ai giovani che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, che per un altro mese dovranno affrontare la DAD. Per questo dal presidente della provincia Fabio Bui arriva una proposta. Cominciamo però anche a pensare se è il caso, e coinvolgiamo in questo gli istituti scolastici, nel dire che l'anno scolastico potrebbe finire a fine giugno. Portiamo avanti di 15 giorni la chiusura dell'anno scolastico per recuperare un po' di quei giorni in presenza che ci auguriamo possono partire dal 1° di febbraio.